un altro dei protagonisti di questa Givova Scaffati, ovvero Pinkins. Palla persa, la prima di questa partita, con Spagnuolo che può andare in coast to coast attaccando il canestro. 2 punti facili. Logan marcato da Udom, prova a sfruttare il baricentro basso. Logan si inserisce, poi allarga il gioco, quindi Rossato fa saltare a vuoto il suo marcatore, ovvero Grazoulis. Quindi Grazoulis arriva a Flaccadori, si passa ancora dal 44. Landi sta facendo una buonissima partita, in questo caso non può nulla. Atkins lascia la sfera, l'incombenza a Diego Flaccadori, che può quindi attraversare la metà campo, prendere questa tripla e metterla a segno. Bayern Monaco, dove ha giocato in campionato e anche in Eurolega la scorsa estate, il suo atteso ritorno. Quest'anno sta viaggiando a 16 punti davanti a Sel Lockett, che marca forte, quindi si deve per forza passare tra le mani di Logan. Siamo in punta, Logan cerca di andare da Lamb, che va ad attaccare il ferro, trovando il canestro, trovando anche il fallo. Molto bravo Lamb, sicuramente il migliore dei suoi. Quindi Thompson prova a giocare adesso cambiando lato. Monaldi si passa da Lamb, sicuramente il migliore dei suoi, va con il layup. Lamb attaccando una linea di penetrazione lasciata dalla difesa di Molin della società. Questa è la 461esima, con il suo high career in A di 21 punti proprio Forrai, che come vedete è stessa provenienza di David Moss, un altro dei veterani di questo campionato. Gran difesa di Stone, in questo caso non viene fischiato fallo sulla penetrazione di Crawford, quindi David Logan sceglie di incidere. Molto chiaro, sta bene il giocatore con la maglia numero 1. Toto Forrai prova dall'arco, Crawford lotta a rimbalzo, trova anche Udom, quindi Spagnuolo prova a far finta di penetrare galleggiando sulla linea dei tiri liberi, trovando poi alla sua sinistra Toto Forrai. Si attacca proprio da quel lato, proprio con Grazoulis, post basso, perno molto ben eseguita questa virata e questo canestro in reverse da parte del giocatore lettone. 18 italiano Forrai. Atkins trova Flaccadori che esce dall'area, ancora Flaccadori dei 3,75, si ferma, prova a mettere questa tripla. Ultimo minuto, 10 secondi, Flaccadori, raddoppio, c'è un po' di spazio per Grazoulis, Landi scala ma c'è spazio per Toto Forrai, che arriva dall'arco a sparare il +5. Dall'altra parte subito Stone, 21 secondi, ci pensa un attimo e prova a tirare Stone, trovando la tripla del 71-68. Avremo Toto Forrai intanto ai nostri microfoni, con Logan che prova questo tentativo. 75-68 per la Dolomiti Energia Trentino di Emanuele Molin.